Ed eccoci qui, Natale con noi, continua la nostra maratona, la nostra rubrica natalizia a partire dal pomeriggio del giorno di Natale per poi proseguire durante le feste. Si susseguono gli ospiti qui nel nostro studio di Vittorio Veneto. Do subito il benvenuto a Don Andrea Forest, direttore della Caritas Diocesana di Vittorio Veneto. Ciao e ben trovato. Buon pomeriggio a tutti, ciao e grazie di questo invito. Allora, anche l'anno scorso Don Andrea era venuto a trovarci nei nostri studi appunto in occasione del Natale e è questa anche appunto una buona occasione per parlare di Caritas Vittorio Veneto, di quello che è l'operato della Caritas, delle varie iniziative che porta avanti e anche delle novità che ha portato avanti nel corso di quest'anno, ma è giusto anche in questa giornata parlare anche delle difficoltà che si trova ad affrontare Caritas Vittorio Veneto. Quindi, Don Andrea, partiamo subito. Intanto ti chiedo di fare così in maniera molto ampia e generica un bilancio di quest'anno 2022. Com'è stato quest'anno per voi della Caritas? Beh, anzitutto per me direi, visto che è il primo anno intero che ricopro un po' questo compito a livello diocesano, è stato un anno carico di sfide, ultima fra tutte la questione della guerra in Ucraina e come sappiamo ci ha visti protagonisti insieme a molte altre realtà del nostro territorio e grazie anche alla disponibilità di molta gente è stato possibile accogliere molti dei profughi della provincia di Treviso anche nel nostro territorio diocesano. Direttamente come Caritas, grazie anche alle case messe a disposizione dalle persone che hanno desiderato farlo, ma anche da convenzioni con la Protezione Civile e con Caritas Italiana, abbiamo gestito nel territorio circa 200 profughi provenienti dall'Ucraina, senza contare tutti quelli poi accolti in modo informale attraverso le famiglie direttamente senza passare tramite noi. E poi anche tutti gli aiuti che sono stati messi in campo anche soltanto per i generi alimentari o la scuola di italiano, l'inserimento lavorativo. Attualmente ne abbiamo ancora un centinaio sul territorio diocesano di profughi che stiamo gestendo direttamente e l'obiettivo qui diventa quello di promuovere verso un'autonomia di vita, sia nel caso che vogliano ritornare in Ucraina, come è nel 90% delle situazioni, sia nel caso pur minoritario di chi vuole rimanere qui ancorato al nostro territorio. Si tratta quindi di favorire un inserimento per un'autonomia, ma per far questo c'è bisogno ancora di sforzi, di fatica, di lavoro insieme su questi punti qua. E poi ci sono tutte le altre realtà che riguardano il mondo Caritas, sia nell'assistenza, nell'accoglienza delle questioni di marginalità, le situazioni di disagio familiare, le povertà di mille tipi, anche non soltanto la borsa spesa, ma anche qui l'inserimento lavorativo, l'autonomia, la capacità delle persone di riscattarsi rispetto alla propria vita. E poi voglio ricordare quelle che ormai sono diventate le nostre opere segno, così come le chiamiamo, la cooperativa agricola Terra Amica a Mansuè con l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e sulla stessa lunghezza d'onda anche la nostra casa dello studente qui di Vittorio Veneto con i laboratori di falegnameria, cucina, tessitura e sartoria. Ecco, quindi un lavoro a 360 gradi sia nell'ambito dell'aiuto diretto, sia nell'ambito del dare la canna da pesca per insegnare a pescare, come si suol dire, no? Quindi promuovere l'autonomia di vita delle persone. Anche qui sentiamo la sproporzione su tutti i fronti rispetto a quello che sono le necessità. Oggi per esempio una fra tutte è l'emergenza abitativa che non trova mai un'adeguata risposta e i poveri mezzi che abbiamo a disposizione. Cerchiamo anche quest'anno di fare il possibile così come meglio possiamo. Ecco, tantissimi i temi messi sul piatto da Don Andrea, cercheremo di entrare un po' nel dettaglio per quanto riguarda alcuni di questi temi. Della guerra ci hai detto, ci hai parlato poc'anzi Don Andrea, diciamo che quello che balza all'occhio è il fatto che ci siamo ritrovati una guerra a due passi da casa praticamente, in un momento storico in cui nessuno, credo, avrebbe minimamente immaginato insomma, quello che poi è successo ormai è quasi da un anno che ci troviamo a convivere con questa realtà. All'inizio si pensava che fosse una questione di poche settimane, ecco, tu dall'interno come hai vissuto quello che è stato un vero e proprio dramma per tantissime persone?
Beh, sicuramente da un lato c'è tutta la dimensione di partecipazione emotiva, umana, alle vicende di queste persone, di alcuno ho anche ascoltato, di qualcuno anche i racconti di quella che è stata la loro esperienza, poi queste famiglie lacerate perché il papà magari rimane in Ucraina a combattere, non ci sono collegamenti internet in modo costante, quindi si sentono quando possono. E quindi tutta la difficoltà anche di queste famiglie appunto lacerate che vivono metà qui e metà in Ucraina. E poi anche sentire il racconto di chi ha visto la propria casa distrutta dai bombardamenti o anche situazioni così di violenza che o direttamente o verso i loro familiari sentono come dramma sulla propria pelle. Quindi c'è una partecipazione umana veramente intensa e emotivamente molto forte. C'è poi anche il ragionamento a sangue freddo, insomma, no? Quindi la necessità di non farsi prendere troppo dal pietismo, ma dare un aiuto, dare l'amicizia, dare la vicinanza, ma anche chiedendo una reciprocità, che ci sia un impegno anche da parte loro di, per esempio, contribuire alle spese, quindi alla gestione in questo territorio qua, soprattutto laddove tutto è stato messo a disposizione e anche in modo molto veloce. E poi c'è anche l'episodio di chi magari ha approfittato di questa presenza, magari si è lamentato perché le condizioni di vita non erano dello stesso tenore di quelle che avevano in Ucraina, chi è arrivato poi senza nulla dire è sparito, è tornato a casa, qualche piccolo episodio di conflittualità rispetto alle persone che hanno ospitato e quelle che sono state ospitate. Quindi chiaroscuri, come è normale del resto nella vita di tutti i giorni, non è che arrivano qua soltanto i migliori dall'Ucraina, no? Certo. Quindi è chiaro che è una situazione varia e composita, ma fra tutte direi che questa partecipazione emotiva e quindi anche questo desiderio di continuare ad accogliere e promuovere la vita altrui, insieme all'impegno e alla preghiera per la pace, diventa il tratto assolutamente dominante del nostro servizio e anche dell'esperienza che abbiamo avuto. A questo proposito, tantissime sono state le persone che sin dai primi giorni, sin dai primi momenti hanno deciso di donare, di mettere a disposizione le proprie case, i propri alloggi. Ti aspettavi una risposta così immediata e poi nei mesi successivi, anche non so, nelle ultime settimane sentiamo dalle cronache dei telegiornali, ad esempio adesso c'è una vera e propria emergenza data dal freddo, dalle basse temperature, dai problemi energetici che in Ucraina si riscontrano anche giorno dopo giorno. Com'è stata, diciamo così, l'onda lunga, diciamo, ecco, del conflitto in Ucraina? Direi 3 fasi ci sono state, no? La prima è stata quella dell'immediata disponibilità, io ricordo ancora il primo SMS che mi è arrivato, così ancora prima di lanciare qualsiasi iniziativa ufficiale, di una persona che metteva a disposizione il proprio appartamento. Ricordo di averlo condiviso con il vescovo in quel frangente, era iniziata il 24 febbraio la guerra, era il 26 febbraio, 2 giorni dopo, già qualcuno che offriva la propria disponibilità e fu davvero commovente vedere come poi anche nei giorni successivi la mobilitazione generale è stata molto grande rispetto a questo tema qua. Quindi una prima fase di assoluta generosità e di una prontissima accoglienza che ha stupito perfino gli ucraini che sono arrivati tra noi nel vedere queste porte spalancate per accoglierli. La seconda fase inevitabilmente è stata quella del medio-lungo periodo, per cui quella che si pensava essere una situazione di emergenza che durava qualche settimana, in realtà poi ha rivelato tutte le sue fatiche del caso, dove si è trattato anche appunto di una convivenza prolungata, di pensare anche non soltanto a una prima accoglienza, ma a strutturare questa presenza in modo più o meno permanente. Quindi anche tutte le fatiche e quindi il raffreddamento anche dell'opinione pubblica rispetto a questa urgenza e questa necessità. Adesso andando verso l'inverno mi pare che si stia un po' risvegliando questo senso anche di responsabilità. La forania di Conegliano per esempio ha organizzato tramite la Caritas una raccolta di coperte, di vestiario da inviare in Ucraina. A livello diocesano abbiamo fatto la scelta comunque di non inviare direttamente beni materiali come abbiamo fatto in un primo periodo, ma di finanziare tramite Caritas Italiana gli aiuti nel territorio dell'Ucraina da un lato e il sostegno e l'aiuto ai molti che sono ancora qui ospitati dall'altro. Però, ecco, devo dire anche magari in occasione del Natale è arrivata ancora qualche offerta come non si vedeva più da diversi mesi proprio per questa emergenza, anzi incoraggio a continuare anche in questo senso perché appunto le necessità sono tutt'altro che finite. Ecco, passiamo da un argomento all'altro, anche se forse diciamo, i due temi sono correlati e collegati.
Il famoso, lo conosciamo, il caro bollette, il caro energia, che ci riguarda anche molto da vicino. Sappiamo i rapporti con la Russia, il gas, eccetera, eccetera. Allora, senza addentrarci in tecnicismi, però voi che avete un po' il polso della situazione, lo ricordiamo, Caritas ha anche i centri di ascolto sul territorio, quindi degli sportelli che appunto riescono a captare anche le problematiche, le necessità da parte della popolazione. Che cosa avete riscontrato in questi mesi? E quindi apriamo così il capitolo, il tema della povertà anche nei nostri territori. Allora, questo fosse sottolineato, forse ricorderete che già dall'estate, grazie a una donazione di Banca della Marca, proprio per questo scopo, è stato istituito un fondo diocesano della Caritas per il caro bollette, prevedendo poi anche l'evoluzione di questa fatica, no? Da questo punto di vista economico. Per cui già da tempo si è strutturati e pronti anche ad accogliere questo aspetto emergenziale che riguarda il nostro periodo storico. E riscontriamo che tuttavia questo problema del caro bollette non è neanche così immediato dal punto di vista dell'emergenza. Sapete, le cose vanno anche per gradualità, quindi adesso cominciano ad arrivare le prime bollette in questi ultimi mesi, magari più cariche rispetto al solito, ma il problema dell'emergenza noi lo riscontriamo sempre in seconda battuta, quindi attualmente non c'è una richiesta più grossa del normale rispetto al sostegno economico alle famiglie, anche se prevediamo che nei prossimi mesi invece possa registrarsi così l'onda lunga rispetto a quello che già sta accadendo a livello di bollette e di precarietà finanziaria. Quindi da questo punto di vista siamo nella normalità, ma siamo anche pronti ad accogliere quella che sarà una prossima evoluzione purtroppo negativa anche in questo settore. In realtà poi le cose in questo momento fanno anche un po' ben sperare, accendono qualche piccolo lume di speranza, però è tutto da vedere insomma poi come evolverà la situazione. In ogni caso c'è questa disponibilità di Caritas, grazie alla generosità non soltanto di Banca della Marca ma anche di altri donatori, proprio per questo caro bollette. Ecco, abbiamo parlato di povertà, l'aiuto di Caritas però non è un aiuto, permettimi di dire, emergenziale, cioè che interviene solo esclusivamente. Adesso abbiamo parlato di due emergenze che sono note a tutti e abbiamo riscontrato, però il vostro è un aiuto anche nel caso in cui si verifichino delle situazioni di difficoltà anche più ampia e duratura nel tempo, giusto? Certo, soprattutto da questo punto di vista noi tentiamo comunque di lasciare provvisori i nostri interventi, nel senso che sono dei sostegni, degli accompagnamenti che devono mirare a promuovere l'autonomia delle persone. Noi non possiamo sostituirci alle persone nel tamponare lacune o fragilità. Certo, integrare piuttosto queste fragilità dentro un cammino, per quanto possibile, di riscatto. Poi certo sono anche situazioni croniche che vanno prese per quello che sono. In ogni caso sia attraverso le nostre case di accoglienza, penso a Casa Murialdo a Conegliano, ma anche Casa Provvidenza qui a Vittorio Veneto, Casa Speranza a Codognè, oppure gli appartamenti che diamo in affitto a un prezzo assolutamente calmierato per le famiglie di comprovato disagio economico. Dentro queste situazioni cerchiamo per esempio di rispondere all'emergenza abitativa, che è uno dei problemi di questo nostro tempo, come allo stesso tempo anche attraverso i laboratori, Casa dello Studente, la cooperativa Teramica di Mansuè, i progetti di inserimento lavorativo, i tirocini lavorativi, sono tutte esperienze che tentano di rilanciare la vita delle persone in modo protetto, diciamo così, per insegnare un mestiere, per far riacquistare fiducia nelle proprie capacità, per moltiplicare le competenze e in questo modo favorire verso un'autonomia di queste persone. Quindi è un accompagnamento, per così dire, che cerca di ridare valore alla persona, rimettere al centro la persona, la famiglia poi anche in molti casi, per un rilancio sociale e anche lavorativo. Ecco, ricordiamo anche che Caritas lavora in tandem anche con i servizi sociali dei comuni, con le amministrazioni comunali, è un lavoro di sinergia sul territorio. Certo, la rete è fondamentale
dentro quest'ambito di intervento, proprio perché non si è, diciamo, protagonisti assoluti nell'accompagnare la vita delle persone, ma è creare per loro stessi anche una rete di riferimento entro cui orientarsi, entro cui interagire. Quindi proprio il frutto di questa, diciamo, sinergia che è poi anche quello che permette di ottenere risultati ottimali, molte volte, non sempre, ma molte volte dentro questo tipo di accompagnamento. Ricordo a questo proposito il centro di ascolto di Vittorio Veneto. Durante l'ultimo anno c'è stato un lungo percorso del centro di ascolto di Vittorio Veneto che si trova a Meschio in via Dante, numero 162 se ricordo bene, dopo verificherete. E lì c'è stato un lungo processo per integrare insieme, a proposito della mentalità del fare rete, quelle che sono le competenze di Caritas e quello che è l'agire della San Vincenzo, che qui a Vittorio Veneto è strutturata in modo particolare e organizzato. E proprio dentro questa sinergia l'ascolto viene fatto insieme, Caritas e San Vincenzo, insieme si decide anche le strategie più opportune, sempre in collegamento con i servizi sociali del comune, rispetto a come dare risposta in base alle esigenze che emergono. Quindi vorrei sottolineare come frutto anche di quest'anno e grazie proprio alla buona volontà degli operatori di Caritas e San Vincenzo di creare questo polo aggregativo di ascolto e quindi poi anche di aiuto alle persone, non facendo ognuno la propria parte, ma mettendo insieme energie e risorse per risposte più efficaci che possono andare incontro alle reali necessità, soprattutto di chi ha più bisogno. E questo è uno degli aspetti senza dubbio importanti e quindi anche un traguardo, se vogliamo dire, raggiunto quest'anno, anche se immagino, Don Andrea, il lavoro sia sempre lungo, faticoso e costante. Uno dei propositi di Caritas è anche quello di trasmettere la cultura del volontariato. So che voi negli ultimi anni avete fatto diversi progetti che portate nelle scuole per appunto tramandare, trasmettere questa caratteristica del volontariato anche nelle giovani generazioni. Allora ti chiedo come è andato quest'anno, so che c'è stato, insomma, negli anni scorsi ci sono stati alcuni problemi legati al Covid e quindi alla mancata presenza fisica all'interno delle scuole, però adesso come sta andando? Sì, ricordo anzitutto che questo è un progetto in collaborazione di Caritas, ma con l'Ufficio Missionario Diocesano, proprio perché il taglio, il tema che si vuole affrontare è un po' quello anche dell'educazione alla mondialità, quindi non soltanto a uno sguardo sulla povertà o alle risorse del territorio, ma anche uno sguardo globale sul senso della custodia del creato, per esempio, o sulla disuguaglianza fra ricchi e poveri del mondo, quindi un tema veramente ampio a 360 gradi. Direi che dopo gli anni del Covid, della pandemia, c'è stato un assoluto rilancio di questo tipo di esperienze. L'anno scorso 200 laboratori nel corso di un anno, tenendo conto che ogni laboratorio sono almeno 2 ore di lezione, di incontro con gli studenti, moltiplicate un po' voi per tutti i tipi di ordine e grado di scuola, quanto questo lavoro sia stato davvero importante ed incisivo e anche quest'anno è partito veramente alla grande. Quindi è una richiesta proprio che le scuole del nostro territorio, di tutta la diocesi, ci fanno ed è sempre un momento molto bello di incontro con i ragazzi. Spesso si parte da un'idea di Caritas come quella che dà la borsa spesa o raccoglie i vestiti che poi non raccogliamo neanche più, ma invece poi diventa l'opportunità di un dialogo per aprire un tema, una comunicazione a 360 gradi su quello che è l'universo e quindi anche la mission che Caritas ha. Rispetto a questo, il volontariato, ricordo anche questo per quanto riguarda i giovani nelle scuole e poi magari con gli ultimi anni delle superiori la possibilità di lanciare anche le esperienze estive di volontariato, i viaggi missionari da un lato e l'esperienza in Bosnia con la Caritas dall'altro, l'esperienza della scuola di pace. Poi c'è tutto il tema della pace che anche qui meriterebbe un po' un approfondimento. Ma non è soltanto questo quello che riusciamo a fare. Abbiamo anche un polo culturale, diciamo, così vorremmo diventasse anche casa dello studente qui a Vittorio Veneto, con l'apertura dell'aula magna, della sala principale, che ospita e ci auguriamo ospiterà sempre di più in futuro anche eventi culturali dentro il nostro territorio cittadino. Questo anche per sentirsi in contatto, creare una rete anche tra le realtà del territorio, perché l'agire di Caritas non è mai fine a se stesso, è sempre in dialogo con la cultura del suo tempo e dentro il territorio che cerca di abitare.
Quindi ci sono diverse iniziative, poi da gennaio il Vescovo l'ha già lanciato tramite le pagine settimanali diocesano l'Azione lo scorso novembre, da gennaio inizierà un'altra progettualità che vedrà la Caritas protagonista di un giro nelle parrocchie, nelle unità pastorali del territorio. Non cominciamo subito da Vittorio Veneto, a dire il vero, cominciamo più prima dalle zone periferiche, ma prima o poi arriveremo anche qui nel corso di 2 o 3 anni, per rilanciare il senso di un'attenzione ai temi della carità, non soltanto la Caritas, ma la carità, quindi anche il volontariato, anche l'attenzione all'altro, dentro il tessuto capillare delle nostre diocesi, delle nostre comunità. È importante non soltanto che la gente venga, che qualcuno si offra a fare qualche servizio, ma che ci sia un tessuto sociale che invece è sempre più improntato all'egoismo e all'autoreferenzialità, che sia invece capace di accorgersi dell'altro e di mettersi anche a disposizione per creare rete anche dentro le comunità. È bello interessante questo tour che farete, insomma, speriamo. in diocesi, e poi magari ci ritroveremo qui per raccontarlo, raccogliere un po' i frutti di quello che avete raccolto, insomma, e quindi buon lavoro, anche perché tutte queste cose che ci sta raccontando Don Andrea, dette qui il giorno di Natale o sotto le feste, riassunte dopo un lauto pranzo. Esatto, in qualche minuto uno dice sì, vabbè, cosa sarà mai? È lavoro di moltissime persone, ore e ore spese appunto per il prossimo. Un altro aspetto che volevo toccare con Don Andrea è quello che riguarda, insomma, una delle mission così della Caritas è quello di farsi vicini agli ultimi. Voi fate anche dei progetti, forse non tutti lo sanno, rivolti a persone che magari hanno commesso dei piccoli reati, devono scontare delle pene, e voi che cosa gli fate fare? Come strutturate questo progetto con queste persone che appunto devono scontare qualcosa? Sì, questa è stata un'intuizione ancora di Don Roberto Camillotti, che mi ha preceduto alla guida della Caritas. Saranno credo 2 o 3 anni che attiva questa iniziativa, e c'è la possibilità, così come abbiamo fatto, di essere accreditati tramite l'UEPE, l'Ufficio Esecuzioni Penali Esterne, che poi dipende anche in relazione ai tribunali di Treviso, Venezia, del territorio. Praticamente le persone che o hanno particolari tipi di reati poco gravi da scontare, ma di rilevanza penale, oppure persone che sono durante il procedimento penale, una fra tutte per esempio la guida in stato di ebbrezza oltre il limite di 0,8 grammi litro di alcol, quindi quando il reato assume rilevanza penale, prima di arrivare al grado del giudizio possono fare la cosiddetta messa alla prova per dimostrare la loro buona volontà e chiudere in anticipo il processo stesso. Quindi questi qui generalmente chiedono attraverso l'avvocato di essere ospitati in Caritas per dei lavori di pubblica utilità, e dopo un primo colloquio con me in cui valutiamo un pochettino la loro storia personale, ma poi anche le competenze, quello che potrebbero fare, vengono indirizzati ai vari servizi. Qui si trova effettivamente una tipologia di tutti i servizi possibili, anche in base all'inclinazione naturale delle persone. C'è chi magari è più portato alla manualità, allora fa qualche servizio in sede Caritas dal punto di vista logistico, del trasporto di qualche derrata di generi alimentari nei centri di ascolto, oppure sistema il giardino, soprattutto primavera-estate, oppure ci sono altre competenze che possono essere spese in modo più professionale, o dentro i laboratori di casa dello studente, o nelle realtà di accoglienza come per esempio Casa Murialdo a Conegliano. Poi particolari altre competenze tecniche, ricordo, non so, abbiamo avuto persone che lavoravano nell'ambito della fotografia, videomaker, eccetera. Queste sono state anche risorse preziose, perché quest'anno noi abbiamo realizzato anche il calendario della Caritas, poi magari ne parleremo. Mi hai anticipato. Ecco, il calendario della Caritas, e quello è stato frutto proprio di questo tipo di collaborazione. Da un lato il nostro desiderio di far conoscere Caritas, dall'altro anche avvalersi di competenze di fotografi e altri che avevano competenze di questo tipo per realizzare insieme un lavoro di squadra che poi mi sembra anche discreto e positivo nella sua evoluzione. Ecco, quindi un ventaglio a 360 gradi, anche qui valorizzando ciò che è la risorsa personale che la persona ha da portare dentro un processo, un progetto
che possa essere positivo sia per la persona che per noi. I riscontri che avete dopo queste esperienze? Anche qui vario il riscontro, c'è chi lo fa perché deve scontare questa sorta di pena, per cui prima lo fa meglio è, così si toglie questa cosa qui e amici come prima e va per la sua strada. Altri che sono situazioni di difficoltà anche personali, quindi diventa anche l'occasione per affiancarsi e fare un percorso insieme. Altri che vivono con entusiasmo questa esperienza e che poi rimangono volontari, anche finito questo periodo di messa alla prova e di lavori di pubblica utilità, rimangono volontari lì da noi. Molto bene, molto bene. Altra realtà, e quindi questo ci dà anche l'idea di quanto composito sia il mondo di Caritas, magari appunto in maniera semplicistica uno pensa, ah Caritas appunto raccolgono vestiti, ecco, e così. Questa volta si parla di farmaci, il dispensario solidale di farmaci di Conegliano, un'altra iniziativa che forse magari non tutti conoscono. Sì, qui c'è stata l'intuizione, devo riconoscerlo, che questo è un progetto che mi ha preceduto e soprattutto la forania di Conegliano, Ugo Bravo lì è responsabile, ma tutti anche i suoi collaboratori a livello foraniale, è nata questa intuizione di dire ma noi abbiamo tutti quanti a casa farmaci che abbiamo usato qualche pastiglia su un totale che è rimasto lì, farmaci ancora buoni, ancora dentro la data di scadenza, che però invece di essere buttati via una volta raggiunta questa data possono essere rimessi in circolazione e dall'altro lato ci sono le persone che non sempre possono permettersi i medicinali di cui hanno bisogno. È nata così l'idea di raccogliere questi farmaci in eccesso, che siano ancora dentro data di scadenza. C'è un medico, voi qua a San Di Pietro e Paolo lo conoscete anche perché è il dottor Claudio Penco, che lui si occupa appunto di tutto l'aspetto sanitario, quindi della schedatura di questi farmaci, del controllo dei principi attivi, scadenze, eccetera. Abbiamo avuto l'opportuna autorizzazione e sono messi a disposizione, ovviamente dietro richiesta motivata della necessità, ricetta medica, eccetera, delle persone che non possono permettersi dal punto di vista economico di andare a prendere i medicinali in farmacia. In realtà questo progetto è una piccola realizzazione di un sogno che è più grande, che non so se riusciremo a realizzare, ma come sogno tale resta, che è quello anche di avere un polo ambulatoriale all'interno della Caritas di Conegliano, in modo che ci sia anche non soltanto il discorso dei medicinali, ma anche quello dell'assistenza medica. E poi altri sogni come le docce che a Conegliano ancora non ci sono, ma anche qui a Vittorio Veneto si potrebbe pensare a progetti di questo genere. Quindi volendo lavoro da fare per i prossimi anni ce n'è abbastanza. Ce n'è. Allora, ci avviamo verso la conclusione, lo citavi tu prima, questo calendario solidale 2023. Come è nata l'idea, che cos'è, dove si può reperire? Girando con la Caritas le varie realtà della diocesi ci si rende conto che l'idea che hanno di Caritas è borse spesa e vestiti. Il che ci sembrava veramente molto riduttivo rispetto anche sia a quella che è la nostra mission, che non è quella assistenziale, ma appunto dicevo prima, ascoltare, accogliere e promuovere l'autonomia, e sia rispetto a quello che è poi la realtà dei fatti, per cui volevamo raccontare in modo efficace il calendario, ci sembrava anche una bella idea per accompagnare durante tutto un anno le famiglie che lo accoglieranno in casa, raccontare attraverso 12 foto la composita realtà, variegata realtà di cui Caritas si compone. Quindi c'è l'aspetto senz'altro dell'assistenza, dei generi alimentari eccetera, ma c'è anche per esempio la foto di febbraio che ritrae uno dei profughi ucraini in attesa della sua famiglia, che sono tutti qui ospitati a Vittorio Veneto ancora da qualche anno. C'è poi la realtà di Terramica, delle serre della cooperativa agricola di Mansuè. Ci sono in evidenza le realtà educative, c'è una foto bellissima di una mamma con il suo bambino alla lavagna che diventa un po' immagine di tutte le realtà educative della missione stessa della Caritas in questo territorio. Ci sono anche i centri di ascolto, dispensario appunto farmaceutico, quindi la realtà del territorio della diocesi che cerca di rispondere in modo capillare alle esigenze che vengono presentate. Ci sono anche una foto dei campi estivi, per esempio di quelle che abbiamo fatto l'estate scorsa, 2022, in Bosnia, a Banja Luka. Ci sono le realtà dei laboratori di cucina, tessitura e sartoria di casa dello studente e anche la scelta di fede come criterio ispiratore delle nostre azioni. Adesso probabilmente qualcosa, non so se ho citato proprio tutti i mesi, ma ecco,
prenderlo e dare un'occhiata, un po' Dove si sollevare trova? il velo sulla realtà di Caritas. Lo stiamo distribuendo attraverso le parrocchie, attraverso i centri di ascolto del territorio, ma si può anche richiederlo alla Caritas diocesana, magari scrivendo una mail fondazione@caritasvittorioveneto.it. Ovviamente per noi diventa anche un autofinanziamento questa cosa qua, quindi chiediamo generalmente un'offerta per ricevere il calendario. Indicativamente potrebbe essere, che ne so, 5 euro, una cosa così, ma si tratta Se uno dà di più. Se uno dà di più non lo mandiamo indietro, ma neanche se uno dà di meno, se è per Certo. quello. Solo l'idea è quella non soltanto di comprare il calendario, che poi appunto lo diamo in omaggio, è piuttosto l'idea di contribuire a tutto quello che nel calendario viene raccontato attraverso l'opera di Caritas. In un flash abbiamo visto tramite i social Caritas Vittorio Veneto andare anche fisicamente all'estero in più di un'occasione in quest'anno. Dove siete andati? Avete intessuto rapporti e contatti con quali realtà? Quest'anno siamo andati in Turchia per la prima volta come Caritas, allora questo si compone dentro uno sguardo un po' più ampio, no? Tra i temi di cui Caritas si occupa, lo dicevo prima a proposito della scuola, la carità va a scuola, c'è anche quello della mondialità, cioè dell'apertura, non soltanto un localismo, cioè i problemi del nostro territorio che restano per il 95% l'attenzione maggioritaria chiaramente della nostra Caritas, ma senza mai perdere di vista anche la dimensione globale. Quindi una fetta piccola, l'1-2%, però deve esserci perché vogliamo che ci sia, del nostro budget annuale è dedicato un po' ai progetti nell'ambito della mondialità. Pensando un po' a un criterio per orientare un po' questi fondi che abbiamo a disposizione, era un po' quello di dire ma sosteniamo i nostri concittadini o condiocesani, uno è di Sarmede, l'altro è di Ceggia, rispettivamente Alessandro Cadorin e Daniele Bombardi, che operano attraverso Caritas Italiana proprio in zone estere di particolare necessità. Alessandro Cadorin si occupa di Iran, Giordania e Turchia, Daniele Bombardi si occupa dell'area balcanica. E sono un po' le due zone su cui vorremmo sostenere il loro operato tramite Caritas Italiana, quindi dentro una progettualità che è più ampia della piccola goccia che possiamo mettere noi a livello di finanziamento, proprio così simbolico più che sostanziale, e però dare un segno anche a sostenere questi nostri condiocesani che sono in servizio in quei territori là. Con i Balcani, in particolare la Bosnia, lavoriamo già da 15 anni e quindi sosteniamo e continuiamo a sostenere quella progettualità anche attraverso i campi estivi di cui parlavo. Con la Turchia invece siamo stati a novembre a fare un giro di visita alle varie Caritas della Turchia, sono 3, Smirne, Anatolia, che è tutta la parte da Ankara a est della Turchia, e il vicariato di Istanbul. Abbiamo visitato le 3 Caritas diocesane e stiamo ragionando proprio in questi giorni su come poter avviare anzitutto uno scambio culturale, perché al di là poi delle risorse economiche, che ripeto sono limitate per quanto ci riguarda, è più che altro lo scambio culturale, creare legami, far conoscere la realtà di là, sensibilizzare, e questo è un po' lo scopo educativo e pedagogico, no? Di questo sorta di gemellaggio. E dall'altro lato vedremo nel prossimo quinquennio, appunto con le piccole gocce che possiamo metterci dentro, di sostenere dei micro progetti magari nella zona dell'Anatolia o le zone comunque più povere con cui la Caritas della Turchia si trova anche a confrontarsi. Beh, allora quando avrete ideato il tutto, ovviamente qui le porte... Allora, l'anno scorso, Federico, a dir la verità, ci eravamo lasciati con una promessa, sì, che non abbiamo mantenuto. Proprio il giorno di Natale, che era quello di partire con una rubrica che raccontasse un po' tutto quello che è l'ambito del sociale. Non facciamole più queste promesse se poi non le manteniamo. Ma l'altra volta me l'hai estorta dalla bocca sì. tu, insomma, ho dovuto dir di sì. Questa volta? Questa volta, in realtà, sapete che a febbraio ci sarà la 20ª edizione della Settimana Sociale Diocesana, forse seguendo l'Atena TV senz'altro ne avete avuto modo di conoscere i contenuti, ma anche chi non l'avesse mai sentita può andare nel sito diocesano, diocesivittorioveneto.it, scrive Settimana Sociale e gli viene fuori tutti gli ultimi 20 anni di storia delle settimane sociali diocesane.
Quest'anno appunto per la 20ª edizione volevamo un po' fare qualcosa anche di celebrativo, ma non soltanto autocelebrativo, nel senso che non abbiamo bisogno di guardare quello che abbiamo fatto negli anni passati, piuttosto cogliere l'occasione per dare veramente un segno di novità. E vorremmo pensare questa settimana sociale, la critica che ogni anno ci facciamo, come qualcosa che non si apre e chiude in se stesso, quindi sta bella settimana in cui parliamo di grandi temi, ma da cui poi non esce più nulla di nuovo, che questa settimana, la 20ª, diventi invece iniziatrice di percorsi nuovi. Quindi saranno presentati alcune realtà che stanno nascendo, sono nate in questi mesi qua, tavolo sul welfare di comunità, tanto per dirne uno a proposito dell'emergenza abitativa, ma qui poi non vi anticipo nulla, se no bruciamo. Sì. Ma anche per esempio questa trasmissione con la Tenda TV, facciamo il punto appunto sul tema del sociale, anche dal punto di vista ecclesiale, ma anche sociale con tutte le sfide che oggi ci sono, ecco, potrebbe essere una delle realtà che proprio dalla settimana sociale potrà prendere il via e diventare qualcosa anche di continuativo che ci aiuti non soltanto a celebrare una settimana sociale all'anno per ricordarci che esiste il tema, ma anche una riflessione che possa continuare e che diventi anche serbatoio non soltanto di idee, ma anche di progettualità pratiche da portare avanti nel territorio. Molto bene, beh, qui le porte sono sempre aperte. Io ti lascio gli ultimi istanti di questo segmento di Natale con noi per fare gli auguri e salutare non solo i nostri telespettatori, ma anche, direi, tutti i volontari che gravitano attorno alla Caritas, perché sono tanti e fanno il loro lavoro costante, silenzioso, giorno dopo giorno. Ma concludo semplicemente riportando alcune parole, 4 per la precisione, ma molto sintetiche, che ho un po' spiegato nella lettera che nei giorni scorsi ho proprio inviato agli operatori della Caritas. La prima parola è grazie, e non è una parola retorica, è riconoscere che nella loro gratuità, soprattutto dei volontari, c'è anche la gratitudine di tutta la gente che riceve il loro servizio e anche della Chiesa diocesana che attraverso questa disponibilità di energie e tempo può farsi vicina alle persone e accompagnarle, quindi grazie. E poi 3 auguri, 3 sogni, 3 modi di essere che ci piacerebbe fossero i nostri. Essere casa e quindi anche la capacità di dare accoglienza alle persone, non soltanto un servizio, ma un'accoglienza. Essere famiglia, quindi non soltanto una professionalità da mettere a disposizione, ma relazioni di fraternità e di prossimità da coltivare, appunto nei termini della gratuità e non soltanto dell'emergenza o della prestazione d'opera, questa vicinanza che diventa vicinanza affettuosa, e essere Chiesa, sentirci parte di una comunità. Quel cammino che faremo anche nelle parrocchie sarà proprio il tentativo di sentirci Chiesa, cioè espressione di una comunità, non battitori liberi. Ce lo auguriamo per questo Natale di essere casa, famiglia, Chiesa, dentro un grazie reciproco per la bellezza della vita che ci è data di vivere, ma anche di quell'amore, di quella carità, di quella fraternità che ci rende davvero e di più umani. Beh, con queste parole io ti ringrazio, Don Andrea, per essere stato qui nei nostri studi. Un grazie a Don Andrea Forest, direttore di Caritas Vittorio Veneto. La mia domanda ti aggrada il fuoco, il caminetto? Sì, si sente anche il caldo proprio. Ecco, perfetto, perché abbiamo voluto, per questa così atmosfera un po' casalinga, tenere fede al nostro caminetto. Quindi noi ci diamo appuntamento a fra qualche settimana, fra qualche mese, questa volta sì, facciamo il punto. Per fare il punto, ecco, e per raccontare anche le varie iniziative di Caritas Vittorio Veneto. Grazie ancora per essere... E auguri di buon Natale a tutti. Per essere stato con noi, e l'augurio appunto ai nostri telespettatori è di buon Natale, buone feste in nostra compagnia e buon proseguimento con la nostra programmazione.